chilometri zero. Volvo V60D3 Geartronic Business Plus, anno 2019, 110.000 km, colore Birch Light metallizzato, clima automatico, cruise control, navigatore satellitare, infotainment con ingressi digitali, cerchi in lega da 19 neri, fari full LED, 28.300 euro. Opel Mokka X 1600 CDTI 4x4 Business, anno 2017, 109.000 km, argento, clima automatico, radio con ingressi digitali, cruise control, 15.800 euro. Volvo V40 Cross Country D4 Summum, anno 2016, 15.000 km, colore grigio, clima, interni in pelle, telecamera, cerchi in lega da 17, 24.500 euro. Fiat Panda 1003 Multijet 4x4, anno 2014, 73.000 km, bianco, clima, radio CD, blocco differenziale, ELD, guidabile da neopatentati, 12.800 euro. Volvo XC40 D3 Geartronic Business, anno 2019, 108.000 km, bianco, clima automatico, telecamera posteriore, navigatore satellitare, cruise control, fari LED, 29.450 euro. Volvo V60 D2 Geartronic Business, anno 2017, 119.000 km, nero, clima automatico, navigatore satellitare, radio con ingressi digitali, Bluetooth, cruise control. IntelliSafe Pro Bliss, quadro strumenti digitali, 15.600 euro. Volkswagen Tiguan 2000 TDI 4Motion DSG Executive, dicembre 2016, 75.000 km, clima automatico 3 zone, fari LED, cerchi da 18, park assist, cruise control adattivo, navigatore satellitare, 25.800 euro. Fiat Panda Cross Twin Air, chilometri 0, 2022, rosso, clima automatico, Unconnect con radio DAB, vetri oscurati, sedili riscaldati, parabrezza sbrinabile elettricamente, sensori di parcheggio, 19.900 euro. Visita il nostro sito autosalonebellani.it o seguici su Facebook. Siamo a Feltre, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi. Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino. Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org. Il centro dell'auto in Val di Fassa è Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, specializzati in mobilità e manutenzione per chi vive in montagna. Bernard Claudio Motors è autorizzato autovetture Fiat, vendita nuovo, usato e fuoristrada multimarche, ma anche quad, frese da neve, mini pale, motoslitte, valutazioni imbattibili e ritiro usato, vasto parco e esposizioni auto, servizio officina e tagliandi. Carrozzeria da Franco è riparazioni auto, servizio veloce e affidabile, anche con autovettura sostitutiva. Visita il centro auto in Val di Fassa da Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, a Pozza di Fassa sulla strada statale. 1, 2. Il ritmo delle Dolomiti, Radio Più. Ora esatta, Radio Più. Sono le 8:02. Un saluto dalla redazione. Il 76esimo giorno di guerra in Ucraina si apre con nuove forti esplosioni nel centro di Odessa. I bombardamenti proseguono anche nell'Ucraina orientale, dove un missile russo ha distrutto il monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svitagorsk. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, la pace non si costruisce con l'umiliazione della Russia. Joe Biden firma la legge per l'invio rapido di armi a Kiev e sottolinea: in Ucraina la Russia sta compiendo una distruzione sfrenata. Mario Draghi intanto vola negli Stati Uniti, dove parlerà di sanzioni alla Russia con il presidente americano. E del viaggio negli Stati Uniti del presidente del Consiglio italiano ha parlato anche il leader della Lega Nord, Matteo Salvini. La pace. Io al presidente Draghi ho chiesto di portare negli Stati Uniti la voglia degli italiani di pace. Dopo quasi 3 mesi, dopo decine di migliaia di morti, non saranno altre armi a fermare la guerra, ad avvicinare la pace. Le dichiarazioni di entrambi, sia di Zelensky che di Putin, dicono che la voglia di dialogare, di cessate il fuoco, di sedersi c'è, quindi l'importante è che non ci sia qualcuno altrove che voglia alimentare questa guerra
da cui tutti hanno da perdere. Un premio Pulitzer speciale è stato assegnato ai giornalisti ucraini per il loro coraggio nel coprire l'invasione della Russia. Nonostante i bombardamenti e l'occupazione, hanno perseverato per fornire un'immagine precisa di una realtà terribile, ha detto Mary Ori Miller, la numero 1 del board dei riconoscimenti più importanti del giornalismo americano. Arriva una nuova stretta sui bonus edilizi prevista da un emendamento al decreto legge Ucraina bis e le piccole e medie imprese insorgono. Troppe barriere burocratiche e il provvedimento prevede che dal 1 luglio 2023 per beneficiare dei bonus per lavori sopra i 516.000 euro ci si dovrà rivolgere a imprese con la certificazione SOA finora necessaria alle aziende per partecipare ad appalti pubblici. L'emendamento è stato approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato. Calcio, si chiude con la vittoria casalinga della Fiorentina per 2-0 sulla Roma alla 36esima giornata di Serie A. La Viola approfitta della stanchezza dei giallorossi dopo la Conference League e chiude i conti nei primi minuti con Nico Gonzalez su rigore e Bonaventura. Nel finale si rivede in campo Spinazzola, adesso è lotta per l'Europa con la squadra di Italiano che aggancia proprio Mourinho a 59 punti e in loro compagnia c'è anche l'Atalanta. Andiamo a sentire l'autore di una delle 2 reti della Fiorentina, Giacomo Bonaventura. Sono contento perché ho ritrovato anche la miglior condizione dopo che sono stato fermo qualche partita, che ho avuto questo problema fisico, e quindi questo mi fa molto piacere. Sono contento della vittoria e così possiamo restare uniti alle altre squadre, attaccati alle altre squadre che stanno giocando l'Europa, e quindi adesso abbiamo un'altra settimana per lavorare e preparare bene la prossima partita. Ed è tutto, restate con noi. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. 6 minuti dopo le 8, buongiorno da Taibona Gordino. Corriere delle Alpi, EPTA e Derigo, la produzione si ferma. Iniziamo subito dai nodi del mondo del lavoro. Paola Dallanese propone questa apertura e lo speciale all'interno del giornale. Il lockdown per Covid in Cina, soprattutto a Shanghai, i costi dei trasporti aumentati, alcune rotte aeree modificate per la guerra in Ucraina stanno creando sempre più disagi alle imprese bellunesi. C'è chi si trova costretto a fermare per qualche giornata la produzione. È il caso della EPTA Costan di Limana, reparti produttivi chiusi, ferie collettive per i lavoratori per un surplus di scorte di magazzino, dicono i sindacati. Perché avevamo programmato le ferie, replicano dall'azienda. Hanno lavorato gli amministrativi e la logistica, stessa cosa alla Derigo, anzi in questa azienda alcune linee produttive si sono proprio fermate sia venerdì sia ieri. Lo stop è causato da una congiuntura internazionale non favorevole. Si era registrata anche ad aprile per l'azienda sedicense che produce banchi frigo industriali. Anche in quella occasione erano state 2 le giornate di fermo produttivo di alcune linee. A Limana, attivate dunque le ferie collettive, a Sedico i lavoratori in cassa ordinaria. La filosofia è che il prezzo di una materia prima viene fatto al momento del ritiro dell'acquirente, ma per chi deve vendere un prodotto finito non è possibile. Uno dei motivi che portano le imprese a interrompere la produzione, a mettere in cassa integrazione i lavoratori. Una situazione davvero molto critica è la conclusione dell'articolo di apertura del Corriere delle Alpi, che in prima pagina si presenta con questo titolo: consegna al rallentatore, gli operai restano a casa. Gazzettino, senza personale e turismo in crisi. La vicenda è nota, se ne parla da giorni, è una situazione che non ha precedenti, qualcuno rischia di dover ridurre i servizi offerti, non è solo questione di buste paga, a mancare sono i lavoratori impegnati in posti strategici. E tanto per rimanere sull'argomento che potrebbe anche essere legato alla mancanza di personale, parliamo del reddito di cittadinanza, non chi ne ha diritto ma chi non ne ha diritto. Gigi Sosso, reddito di cittadinanza a scrocco, sta arrivando in tribunale alla spicciolata il gruppo di 35 bellunesi di nascita o di adozione.
lo scorso anno ha preso o tentato di prendere sussidio statale e non aveva diritto. La fase è in corso, chiusura indagini da parte della Procura della Repubblica e vengono spediti gli avvisi di garanzia agli indagati scoperti dalla Guardia di Finanza, dall'INPS. Il reato contestato è falso e i contravventori rischiano una condanna da 2 a 6 anni. In altre parole, se chi si gioca l'intera sospensione condizionale, ma potrebbe andargli anche peggio. Mi sono capitati 3 casi, questa è la tipologia più varia, spiega l'avvocato Pierangelo Conte. C'è anche chi dice di aver semplicemente firmato un modulo precompilato, di non avere responsabilità. Emblematico il caso di una donna straniera, ha dichiarato di essere in Italia da 10 anni, di non essersi mai mossa nell'ultimo biennio. Era sicura di avere diritto al reddito, dopo che non c'era verso di trovare un lavoro, invece è accusata di falso. Il fatto è che per configurare il reato ci voglia il dolo concede un certo spazio di manovra davanti al giudice. Poi ci sono i casi clamorosi. Un residente dell'Alto Cadore scrive al Corriere delle Alpi, improvvisamente dimenticato di avere proprietà immobiliari sulle colline toscane, eppure ha presentato domanda. Poi c'è quello che ha omesso di dire che da anni era finito il suo stato di disoccupazione e stava intrattenendo un nuovo rapporto di lavoro, ci ha provato, non poteva che andare a finire così in tribunale. Poi ci sono coloro che hanno barrato sulla famiglia, sostenendo di avere molti più figli di quelli che effettivamente hanno messi al mondo, almeno in modo legittimo, al solo scopo di accedere alle fasce di contributo più elevate e vantaggiose, oppure dicendo di avere una convivente a carico, mentre è emerso che la donna era all'estero e non pesava sulle sue spalle. Non mancano alcuni altri stranieri, tra i quali l'ospite di una struttura di accoglienza, in attesa delle procedure relative all'ottenimento dell'asilo politico, pur conoscendo a stento la lingua italiana, ha proceduto autonomamente alla compilazione e all'inoltro online della domanda, inserendo però dichiarazioni non veritiere. I controlli di militari e INPS proseguono anche sulla base del fatto che nel solo anno 2021 la Guardia di Finanza bellunese è riuscita a recuperare un tesoretto sui 100.000 euro. Era stato indebitamente sottratto allo Stato, il danno è già stato assorbito, rimane il falso. Il Corriere del Veneto ha 2 titoli dedicati alla ULSS. Il primo, a Feltre, 2 anni di pandemia, la tavola rotonda con Palù, riprendere le redini della sanità feltrina dopo la pausa pandemica. Se ne parla il prossimo venerdì alle 20:15 a Pedavena, una tavola rotonda, la lezione di una pandemia, con il virologo Giorgio Palù, Luciano Flor, direttore della Sanità Veneta, Maria Grazia Carraro di G dell'ULSS 1. Sarà l'occasione per capire quali insegnamenti ha dato la pandemia. Il secondo titolo è sulla intelligenza artificiale per le diagnosi veloci di ictus. L'ictus è la terza causa di morte e una delle prime di invalidità, un'incidenza molto elevata soprattutto per quanto riguarda la popolazione più anziana. Oggi le opportunità terapeutiche ci sono, è fondamentale la diagnosi precoce in aiuto alle radiologie di Belluno, Feltre, Agordo, Pieve di Cadore. Arriva l'intelligenza artificiale. L'ULSS 1 ha introdotto un sistema che permetterà la rielaborazione delle numerose immagini TAC, aiutando i clinici a definire con precisione la tipologia di ictus, l'identificazione del trattamento necessario. Il sistema va a rielaborare attraverso un algoritmo in maniera molto rapida le immagini ricavate dalla TAC per mostrare velocemente le condizioni dell'encefalo, per indirizzarlo alla trombolisi che può essere effettuata nelle neurologie di Belluno e Feltre. Dal sito internet radiopiù.net, canale d'Agordo, in località Langià ieri sono stati rilasciati una 50 di uccelli sequestrati dal nucleo CITES. L'operazione è stata eseguita dal tenente colonnello Antonella Tropea del CITES di Venezia. Aveva effettuato il sequestro con lei il collega Riccardo Corbini, comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Belluno e comandante della stazione locale dei Carabinieri Forestali di Canale e Caprile, Antonella Confortola e Francesco Manfroi. Quest'ultimo aveva in custodia gli uccelli cardellini, lucherini, pannelli, crocieri, peppole e fringuelli, ciuffolotti, merli, tordi, bottacci, trovati dai carabinieri in un negozio che li teneva in una cella frigorifera in disuso irregolarmente per poi venderli.
I militari hanno controllato il negozio a Mira, Venezia, nell'ambito della campagna nazionale di verifiche denominata l'anello mancante, a tutela della vifauna protetta e del corretto prelievo venatorio. Nello specifico i carabinieri del nucleo CITES hanno rilevato irregolarità, alterazione negli anelli identificativi di alcuni esemplari di cardellini, lucherini esposti in vendita e a seguito dei successivi riscontri nei locali dell'esercizio. Hanno scoperto in una cella frigorifera in disuso 100 esemplari di avifauna autoctona di dubbia regolarità, posti poi sotto sequestro penale. Gli animali, conclude il nostro sito, su disposizione della Procura di Venezia, sono stati riabilitati al volo e quindi rilasciati. Torniamo in prima pagina del Corriere delle Alpi, abbiamo visto l'apertura dedicata al lavoro, il centro pagina invece al ciclo pedonale, da Sogno tra Cengi e Passerelle, per farla a Santa Croce servono 25 milioni, è in progetto una pista ciclopedonale da Sogno, almeno per il tratto che si affaccia sul lago di Santa Croce e poi verso Vittorio Veneto. Cengi e Passerelle tramonta per questioni di roccia poco stabile l'idea di emulare le soluzioni adottate sul lago di Garda, però per farla servono 25 milioni. Artigiani in agitazione, multe a chi non usa il POS, azzerare le commissioni. Argomento interessante per i commercianti, viene affrontato dal Corriere delle Alpi nella 17ª pagina, dove per l'appunto si parla delle grandi preoccupazioni degli artigiani. Vediamo l'articolo, occhio alla multa. Dal 30 giugno esercenti e professionisti che rifiuteranno il pagamento tramite POS, il dispositivo elettronico che consente di utilizzare le carte, ricevono la sanzione di 30 euro. L'obbligo dell'uso del POS vige dal 2014, pensato per la tracciabilità dei pagamenti. La multa è una novità introdotta dal governo Draghi. A dire il vero si tratta di una doppia sanzione. Prevede anche il pagamento del 4% del valore delle transazioni. La riduzione del contante e la promozione di strumenti a pagamento alternative e digitali rientrano in una specifica misura del PNRR, deve essere attuata entro il primo semestre 22. Ecco quindi la fretta di spostare dal 1 gennaio 23 al giugno 22 l'introduzione di questa novità, che farà crescere il malumore tra i soggetti interessati. Comprendiamo che l'obiettivo del governo è combattere l'evasione fiscale, avere la tracciabilità dei pagamenti, dice Claudia Scarzanella di Compartigianato, ma noi continuiamo a ricevere lamentele importanti dai nostri iscritti per i maggiori costi che sono tenuti a sostenere per questo sistema di pagamento. Le sanzioni dovrebbero essere applicate solo quando saranno azzerati o al limite ridotti di molto i costi imposti dalle banche. Loro sì ci guadagnano con questo sistema, ma non è una novità, le banche ci guadagnano sempre. Se un professionista va in copertura delle spese, allora si può parlare di vero incentivo, ma se dobbiamo pagare solo noi e in più rischiamo di ricevere anche la multa, le cose cambiano. A chiedere che i costi imposti dagli istituti di credito vengano rivisti e anche il direttore dell'Ascom Dappoz. Il sistema di pagamento tramite POS è consolidato e diffuso. Quello che serve è tenere conto dei costi. Non si possono mettere paletti ulteriori e poi scaricare sempre soltanto sulle imprese. Ci aspettiamo una collaborazione fattiva da parte delle banche affinché ci facciano avere il materiale adeguato per adempiere a questa nuova regola e rivedere soprattutto i costi del servizio. Poi c'è da considerare che non sempre le linee internet consentono delle transazioni che si possano definire agevoli. Il Gazzettino in prima pagina, cultura dalla nera al giro, tutto su Buzzatti, tante proposte a Villa San Pellegrino. E allora, a questo proposito, oggi avremo modo di parlarne approfonditamente anche nei nostri notiziari del programma buzzattiano. Sentiamone una sintesi. Belluno. Torna nella villa di San Pellegrino la rassegna culturale Giardino Buzzatti realizzata dall'associazione Villa Buzzatti San Pellegrino e Granaio. Il programma di quest'anno vuole celebrare il 50° anniversario della scomparsa dello scrittore bellunese. Buzzattiamo, questo è il nome della rassegna 2022, presenta un calendario con eventi che spaziano in diversi ambiti: giornalismo, letteratura, teatro, musica e pittura.
Molti gli ospiti eccellenti come Lorenzo Viganò, giornalista e curatore della produzione buzzattiana per Mondadori, Carlo Nordio, ex magistrato, Lorenzo Mattiotti, artista e illustratore del film La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice. Primo appuntamento il 20, 21 e 22 maggio con il fine settimana dedicato alla nera di Dino Buzzati. Com'è cambiata la cronaca nera da Buzzati ad oggi? Il virus, contagi giù, ma riapre la terapia intensiva. Riaperta ieri la terapia intensiva Covid di Feltre, un paziente, notizia negativa che tuttavia si accompagna ad un incoraggiante, cioè la curva epidemica punta verso il basso ormai da qualche settimana. I nuovi casi rilevati negli ultimi 7 giorni sono 742, 141 in meno rispetto a 7 giorni fa, tasso di incidenza settimanale 372 casi su 100.000 abitanti. Rimanendo in tema, in tribunale, vaccini anti-Covid con il trucco nei guai. Svelato il contenuto dei presunti vaccini che venivano venduti nel negozio di erboristeria La Bottega delle Erbacce. Dei 3 campioni trovati a casa di una cliente, uno era un integratore dietetico, gli altri 2 erano preparati in ambito omeopatico, in gergo CH200, boccette vendute da una 78enne a processo per esercizio abusivo della professione. Sul Corriere delle Alpi il sequestro di animali a Sedico, sequestrata una piccola fattoria, il proprietario Domenico Coletta accusato di avere trascurato e maltrattato i suoi animali come da indagini dei servizi veterinari dell'Ulsuno, culminati con il sequestro da parte della polizia. Tutti gli animali sono stati presi in carico dal comune di Sedico, ha provveduto a sfamarli, dissetarli, in qualche modo se ne sta occupando. Le prime segnalazioni erano partite dalla polizia locale. Ieri il caso è approdato in tribunale, sono stati raccontati i fatti che si sono verificati 2 anni fa, 7 capre chiuse al buio con le zampe immerse in un mare di liquami, 2 pastori tedeschi tenuti a una catena corta, galline e tacchini costretti in gabbie strette piene di escrementi. Prossimamente parleranno i testi della difesa, la sentenza il prossimo 27 di giugno. Dal sito internet radiopiù.net Belluno alza la voce: grazie candidati, ma non ci accontentiamo, non ci fermiamo, serve il supporto di tutti. Il comitato organizzativo di Belluno alza la voce a fine aprile aveva inviato un documento ai 3 candidati a sindaco per la città di Belluno. Oggi mettono in evidenza la soddisfazione per essere riusciti, almeno per ora, ad ottenere attenzione sull'argomento, ovvero la cultura, che probabilmente, anche grazie al gruppo dei giovani bellunesi, è entrata di diritto nei temi della campagna elettorale di tutti e 3 i candidati. Come abbiamo sottolineato nel nostro appello, dicono i portavoce del comitato, non vogliamo che la cultura venga utilizzata come mero oggetto propagandistico per raccogliere qualche voto in più e poi abbandonata in un angolo. La risposta dei candidati non si è fatta attendere se non per poco più di qualche ora, e questo ci fa piacere. È ovvio che noi non ci accontentiamo. Oltre alle risposte pubbliche abbiamo ricevuto anche risposte private sia da parte dei candidati che da parte di liste e persone legate agli stessi. Abbiamo quindi deciso di incontrare personalmente Lucia Olivotto, Oscar De Pellegrin e Giuseppe Vignato per ascoltare e farci ascoltare. Questa è la settimana dedicata all'ascolto, dove i giovani ribadiscono di non voler elevarsi a portatori del verbo e, come hanno già fatto, continueranno a sentire le opinioni di artisti, operatori e fruitori del settore del territorio per portare idee, scambiare opinioni e pareri. È mancato l'avvocato Paolo Marson, pilastro del Foro Padovano. È morto l'avvocato Paolo Marson, noto penalista padovano d'adozione, titolare di uno studio in Piazza De Gasperi. Ne dà notizia il Corriere delle Alpi. Marson, 62 anni, era ricoverato da circa 10 giorni nell'Istituto Oncologico Veneto dopo una malattia che lo aveva colpito da pochi mesi. Nato a Venezia nel 1959, laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova, ha esercitato nella Città del Santo per quasi 40 anni. Oltre alla professione coltivava da sempre la passione per lo sport, tennis, trekking, maratona. Marson, originario di Belluno, anche se era nato a Venezia dove lavorava il padre, Giovanni Battista Marson, primario della dermatologia bellunese dal 62 al 1997. È un giorno triste anche per il mondo del teatro e della cultura. A 66 anni si è spento improvvisamente prematuramente a Torino Eugenio Allegri, autore e regista di grande talento,
originario di Collegno, attore del fascino poetico speciale, ma anche direttore artistico e docente. Ha nel suo curriculum il monologo indimenticabile La storia di Cyrano e molte altre interpretazioni. Una morte che colpisce gli attori e collaboratori delle Bretelle Lasche. È stato grazie a lui, grande amico di Paolo Dego, che nel 1987 la compagnia Bretelle Lasche si costituisce ufficialmente come gruppo teatrale, anzi come associazione culturale. Dalla pagina Facebook delle Bretelle Lasche. Caro Eugenio, esattamente 40 anni fa hai iniziato a instillarci dentro il sacro amore. Hai dato al nostro gruppo la spinta propulsiva che ancora oggi ci fa andare avanti. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, per la tua arte, sensibilità e gentilezza. A Pieve di Cadore saranno celebrati giovedì alle 15, in provincia di Udine, a Pocenia, i funerali di Carlo Ghedin, l'escursionista di 47 anni morto per l'appunto in comune di Pieve di Cadore sul picco di Roda. Le cause del decesso sono chiare, quindi non ci sono stati problemi per il nulla osta alla sepoltura. Ha perso l'equilibrio, è scivolato lungo la ripida parete laterale da dove ha soltanto potuto lanciare l'allarme con una telefonata al 118. Donne e impresa. Belluno. Al meeting formativo nazionale di Donne Impresa a Verona c'è anche un po' di bellunesità. Confartigianato Belluno infatti ha preparato una serie di gadget per i partecipanti. Si tratta di un cuore delle Dolomiti, scolpito in legno dall'artigiano Mauro Lampo. Ne sono stati realizzati 100 esemplari e ogni cuore è stato confezionato con il logo di Confartigianato Belluno e un QR code che rimanda alla landing page della DMO Dolomiti, i cuori delle Dolomiti. Sono partiti da Verona e arriveranno in tutta Italia. Al meeting nazionale di Donne Impresa partecipano 120 imprenditrici da tutto il loro stivale, tra cui la presidente di Donne Impresa Belluno Roberta del Salvador, con Reana Naldo, componente del direttivo bellunese. Un messaggio arrivato forte e chiaro dal meeting che ha messo sotto i riflettori anche alcuni dati. In Italia si contano 1.342.703 imprese femminili, pari al 22,1% del totale imprese. Di queste 219.198 sono imprese artigiane, pari al 17% del totale artigianato e al 16,3% del totale imprese femminili. L'opera d'arte è una riproduzione taglio basso del Gazzettino. Quel quadro era la ciliegina sulla torta, l'ultima opera d'arte che aveva acquistato per impreziosire la sua pizzeria a Cortina d'Ampezzo. Peccato fosse una riproduzione. Parliamo dell'opera Cristina I del pittore milanese Pietro Annigoni. Altro che olio su tela, quella esposta nel locale era una semplice stampa tipografica di basso valore. Così Alessandra De Gasper, campionessa nazionale di pizzaioli, collezionista per passione, si è rivolta alle forze dell'ordine raccontando d'essere stata truffata. Presenti in aula i due imputati, un 49enne e un 58enne, entrambi di Ladispoli. Belluno. Valcarne chiude il 2021 con un bilancio positivo e decide di premiare i dipendenti. I 20 lavoratori della cooperativa di Feltre si spartiranno un compenso complessivo di 25.000 euro che il CDA ha deciso di assegnare loro per l'impegno profuso durante un'annata particolarmente difficile, segnata dalla pandemia e dai lockdown. Archivia il 2021 con un fatturato di 2.850 milioni e oltre 100.000 kg di carne conferita. Premiato anche il lavoro dei soci allevatori, con un conguaglio che porterà complessivamente a 6 euro al chilogrammo il prezzo medio riconosciuto per la carne di bovino e a 3,90 per quella di suino. Un extra che riconosce l'aumento dei costi intervenuti nel secondo semestre del 2021, relativo non solo ai rincari dei cereali e della soia, ma anche a quelli del gasolio e dell'energia elettrica. Corriere delle Alpi, Dolomiti Bus conferma gli standard di qualità. Il trasporto pubblico per i bellunesi è ancora nel segno della sicurezza. Dolomiti Bus ha confermato l'adeguatezza del proprio sistema qualità. La visita di ispezione è stata condotta da parti terze ai primi del mese in relazione alle due tipologie di servizi: progettazione ed erogazione dei servizi di trasporto di persone, erogazione di servizi di manutenzione, autobus conto terzi.
Le unità operative incluse nel sistema di gestione qualità, la sede è di via Col d'Aren, l'officina e la biglietteria di Agordo, Belluno e Calalzo e Peltre. La biglietteria di Agordo, tra l'altro, la conosciamo bene, è qui a 2 passi. C'è una novità: in occasione dell'ispezione l'azienda ha conseguito la nuova certificazione della norma ISO 45001 sulla salute e sicurezza del lavoro. Allora, questo lo scrive il Corriere delle Alpi, poi c'è la pagina Facebook Lux Italia. Chi lavora in Luxottica sono i primi fruitori con gli studenti delle linee Dolomiti Bus, e quello che si è letto in questi giorni è un po' diverso da quello che avete sentito leggere in questo momento. Corsa contro il tempo, tutti i cantieri al via entro luglio del 2023. Il comune deve fare tutti i progetti del piano da 20 milioni, le opere concluse entro marzo 2026, scrive il Corriere delle Alpi, che ha anche un titolo sui rifiuti. Attivo il depuratore a cordele, tratta il percolato e FAS, l'impianto è in funzione da marzo, test positivi, resta solo il 20% da smaltire. Luci Cesare di Belluno, le analisi fatte hanno dato ottimi risultati. Sono le 8:30, un'altra rassegna stampa sarà in onda alle 10:30, la rassegna stampa Ladina con i ragazzi del Musla. Oggi dall'estero tocca a Nicola Cassisi. L'appuntamento alle 10:30 e alle 19, alle 15:10 e alle 20:30 parleremo invece di Proloco ad Agordo e le prossime iniziative. Grazie per il cortese ascolto, ci sentiamo alle 9:30 con il GR Mattina. A dopo.